Abbiamo aumentato le ore lavorate, il numero degli addetti è aumentato e il numero delle imprese è rimasto invariato negli ultimi anni, per cui è stato sicuramente un anno positivo. Il superbonus ha fatto il suo dovere. Con oltre 7 milioni e 300 mila ore lavorate tra ottobre 2021 e settembre 2022, persino più del periodo immediatamente precedente al Covid, l'edilizia nel veneziano continua a crescere e a godere di ottima salute e anche di buone prospettive, secondo il presidente veneziano dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili, Giovanni Salmistrati. Il prossimo anno credo di poter dire che sarà altrettanto positivo, perché oltre al settore privato sicuramente ci sarà una spinta importante da parte del settore pubblico con tutti gli investimenti previsti nel PNRR. Da questo punto di vista, come fondi a disposizione, la città metropolitana di Venezia è seconda solo a Napoli. Tra i lavori importanti in cantiere, ovviamente il completamento del Mose e delle opere complementari. Qui i finanziamenti ci sono, ma pesa lo spettro dell'aumento delle materie prime. I lavori da eseguire sono circa 700-800 mila euro, l'importo dei lavori e i prezzi sono aumentati di circa un 30%, per cui il conto è abbastanza facile da fare, serviranno altri 200-300 milioni. C'è poi un'altra difficoltà all'orizzonte. In edilizia si fatica a trovare personale. Si fa fatica a trovarli sia gli operai sia i tecnici, siamo in un momento di grande difficoltà proprio perché c'è molto lavoro e ci sarebbe necessità di forza lavoro. Credo che però sia un problema diffuso, cioè non è solamente il nostro settore che soffre di questo.